Professore Antonini, nel suo editoriale parla di federalismo a geometria variabile. Perché è importante e quali sarebbero i vantaggi per il Veneto? Il nostro sistema istituzionale si è sempre sviluppato secondo un regionalismo dell'uniformità. In base a quest'idea, le regioni, anche che erano più avanti, sono state trattate come le regioni che erano più indietro. Quindi si è frenato lo sviluppo di alcune regioni e questo è andato a danno di tutti. Il sistema oggi è un sistema che presenta delle fortissime differenze territoriali, differenze di efficienza. Bisogna cercare di trasformare questo che è un gap in un qualcosa di virtuoso. Questo può avvenire attraverso il federalismo a geometria variabile. È una parte della Costituzione italiana che è rimasta inattuata, in particolare l'articolo 116 e anche l'articolo 118. Questi due articoli della Costituzione italiana offrono la possibilità di una svolta rispetto al passato, cioè di incominciare a permettere a chi è più avanti di partire per primo. E questo può permettere di creare delle situazioni pilota che vengono poi seguite come modello e come esempio. Quindi è una possibilità che può partire da alcune regioni, per esempio il Veneto, e diventare a vantaggio di tutto il sistema paese. In altri ordinamenti questo è stato il segreto del successo del federalismo, per esempio in Spagna, dove si è partiti con regioni di via rapida e regioni di via lenta. Questo è uno dei temi forti su cui la rivista Il diritto della regione vuole avviare un dibattito serio e anche fattuale, cioè ricco di proposte operative come fino ad oggi in Italia non c'è stato.